Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'inchiesta sulla frana di Niscemi, ci sarebbero 10 indagati, al via 150 pagamenti agli sfollati. Partono i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei lungomari devastati dal ciclone Harry. Il presidente Schifani inaugura il cantiere a Santa Teresa nel Messinese. Bonifici per sicurezza, finti SMS e telefonate dalla banca inesistente per indurre i clienti a trasferire i soldi ai truffatori. Una delle sedie era a Villa Abate nel Palermitano, 3 denunciati. Fa il giro del web il video del cane che butta la spazzatura in una discarica a San Giorgio nella Catania, ma adesso è caccia al cagnolino per risalire al padrone tramite il microchip. Inizia il Ramadan, il mese di digiuno per i musulmani. Alla moschea di Catania i doni della Caritas in segno di solidarietà. La classifica degli assenteisti all'Arse, le presenze si attestano intorno al 50%, pochissimi inoltre quelli che prendono la parola. L'oro di San Berillo rivive nel racconto messo in scena al Piccolo Teatro di Catania. Sul palcoscenico la vivacità dell'antico quartiere che oggi vive nel degrado e nell'illegalità. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sfida il Südtirol. Il Catania attende domenica al Massimino il Giuliano. La procura di Gela stringe il cerchio sull'inchiesta per la frana di Niscemi. Presto i primi indagati, si parla già di 10 nomi. Intanto arrivano i primi ristori per le famiglie costrette a lasciare le proprie case. Gerry Italia. La procura di Gela accelera sull'inchiesta per la frana che ha colpito Niscemi. Il fascicolo è ancora formalmente contro ignoti, ma fonti investigative parlano di almeno 10 possibili indagati già nei prossimi giorni. I magistrati del cosiddetto pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno completando le audizioni delle persone informate sui fatti. Un lavoro serrato che punta a chiarire cause, responsabilità e tempi del dissesto. Solo la scorsa settimana sopralluoghi mirati sul fronte della frana e nella zona rossa con rilievi tecnici affidati anche a consulenti dell'Università di Palermo. 5 i quesiti chiave: verificare se dal 97 a oggi ci sono state inadempienze, interventi programmati ma mai realizzati, opere di messa in sicurezza ipotizzate e poi abbandonate. In gioco c'è l'accertamento delle responsabilità per un disastro che ha stravolto un intero territorio. Mentre l'inchiesta entra nel vivo, sul fronte dell'emergenza arrivano i primi ristori per le famiglie sfollate. Abbiamo già fatto il mandato di pagamento di 79 istanze di contributo autonomo di sistemazione per dare i primissimi aiuti che sono disposti con l'ordinanza. Oggi intanto si insedia ufficialmente il commissario straordinario Fabio Ciciliano, chiamato a coordinare le operazioni più delicate. La priorità è intanto la ricollocazione dei nuclei familiari e chiaramente dove sarà disposto l'inagibilità al procedere alle demolizioni degli immobili che verranno dichiarati appunto inagibili. Per questo aspettiamo ora la rideterminazione della zona rossa e quindi seguiranno poi altri provvedimenti. Sull'altro fronte, quello dell'emergenza causata dal ciclone Harry, cominciano i lavori per la messa in sicurezza dei lungomare devastati dalle mareggiate. Il presidente della regione Renato Schifani oggi ha fatto il punto della situazione a partire da Furci e Santa Teresa di Riva nel Messinese. Sentiamo Francesco Triolo. Un giorno atteso da 6 anni, quello in cui gli annunci sono finiti. A Santa Teresa di Riva, nel Messinese, possono partire gli interventi integrati per la protezione del litorale in erosione. Si tratta di un'opera fondamentale per salvare la costa da ulteriori aggressioni del mare, per evitare nuovi disastri come quelli del ciclone Harry. A Furci e Santa Teresa questa mattina è arrivato anche il presidente della regione Renato Schifani, accompagnato dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocine e dal responsabile del coordinamento sulle conseguenze del maltempo Duilia Longi. Avremmo dovuto iniziare a inaugurare quest'opera prima ancora del ciclone, perché era negli atti del dissesto idrogeologico voluto dal governo regionale e sostenuto dall'amministrazione comunale. Lo facciamo oggi con un certo ritardo dovuto alla natura, però siamo contenti di proseguire un percorso, rafforzare le coste alla luce del cambiamento climatico. È partito quindi il cantiere per la costruzione dei 14 pennelli in scogli lavici in mare. Il presidente Schifani ha fatto anche il punto sui 5 cantieri in somma urgenza, 3 dei quali già avviati e 2 in fase di affidamento dopo i danni provocati dal ciclone Harry.
Tutto questo si accompagnerà a una rivisitazione della tutela delle fasce costiere della nostra regione. È cambiato il clima, prima non si parlava di cicloni, adesso si parla di cicloni e quindi bisogna prendere atto che occorre adeguare la pianificazione urbanistica territoriale di protezione delle coste naturalmente con sistemi diversi. Quindi l'arrivo in prefettura, dove ha fatto il punto con i sindaci e le istituzioni. E un anno fa hanno dovuto abbandonare le proprie case nel villaggio Cataratti a Messina, sulle quali incombeva una frana. Da allora 15 famiglie del complesso Cores vivono accampate da parenti e amici. L'assessore alla protezione civile del comune di Messina, Minuto, gli conferma: non abbiamo interventi programmati perché è un'area privata e c'è un contenzioso con il costruttore. Veniamo adesso alla cronaca, con finti SMS e telefonate da una banca in realtà inesistente inducevano i clienti a trasferire soldi a una banda di truffatori. Una delle sedi era a Villabate nel Palermitano, ma l'organizzazione era molto più ramificata. Maglio Viola. Una vera e propria rete nazionale di banche fittizie creata ad arte per truffare i correntisti online. Aveva sede a Villabate, in provincia di Palermo, ma smistava le proprie attività anche attraverso Pozzuoli nel Napoletano e Torino. Lo hanno scoperto i carabinieri di Castellanasicula, un paese delle Madonie, dopo indagini partite da una truffa da 24.000 euro a carico di una donna. Il metodo della falsa banca era abbastanza consolidato: prima un messaggio riproducente colori e marchi della banca presso la quale il cliente intrattiene il conto, poi una telefonata di un presunto operatore di call center di quella stessa banca. Il cliente viene avvertito di un conto bloccato o di una truffa in corso che gli avrebbe svuotato il conto, ma non è vero. Con questa scusa però viene invitato a spostare il denaro su altri conti sicuri che in realtà sono nella disponibilità dei truffatori. In 3 sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria: uno inviava i falsi SMS e si fingeva operatore della banca, un secondo si occupava di gestire i conti correnti e le carte prepagate per ricevere i soldi sui finti conti sicuri, un terzo li smistava poi su diversi altri conti e sistemi di pagamento per far perdere le tracce del denaro. La banda operava su tutto il territorio nazionale attraverso i 3 call center proprio di Villabate, Pozzuoli e Torino. Su disposizione della Procura di Termini Imerese sono scattate anche perquisizioni nelle sedi e a carico dei denunciati e sono stati sequestrate carte di pagamento, documenti bancari e vari altri registri contabili. Il video del cane addestrato a buttare la spazzatura in una discarica abusiva a Catania è diventato virale, ma adesso è caccia al cagnolino, o meglio al suo padrone. Eva Spampinato. Altro che cane da guardia, a Catania esiste il primo cane addestrato per portare fuori la spazzatura al posto del padrone. Passo sicuro, sguardo concentrato, missione compiuta. E noi oggi siamo qui in via Pulacara a San Giorgio, dove l'inciviltà è senza guinzaglio, per cercare il cagnolino dal pelo lucido che porta fuori la spazzatura, ma nel posto sbagliato. Stai attenta perché qua stanno cercando un cane così, di queste dimensioni. No, io aspetto la mia compagna. Occhi puntati dunque sui cagnolini di piccola taglia, soprattutto se si aggirano attorno a sacchetti della spazzatura e in particolar modo vicino ad una discarica a cielo aperto. Il cagnolino non porta fuori la spazzatura. No. Eppure la notizia è vera, il cane esiste ed è anche diventato famoso. Il video diffuso dal comune di Catania ha fatto il giro del web, scatenando ironia, critiche e persino dividendo il pubblico. Sarà un cagnolino randaggio che gioca con i sacchetti o un cane pilotato da un padrone sporcaccione? Nel video si vede chiaramente il cane che trotterella qui in questa strada con il sacchetto tra i denti e poi lo va a buttare là. E noi oggi abbiamo provato a ricostruirne il percorso. La zona è densa di palazzi e qui la spazzatura si accumula ogni giorno. Tutti i giorni viene pulita e tutti i giorni facciamo servizio. Purtroppo c'è legno, munnizia, spazzatura, un po' di tutto, va. E mentre qualcuno delega il proprio animale a sporcare per lui, la municipale assicura: ci apposteremo per stanare l'incivile col guinzaglio in mano o per trovare il cane, sperando che abbia il microchip. Lei lo vorrebbe un cane tutto fare? Basta che stiamo puliti, sì. Restiamo nel tema dell'illegalità perché ci sono stati nuovi controlli della Polizia di Catania nel quartiere San Cristoforo, trovati ambulanti e insegne abusive ma anche spaccio di droga. Diverse dosi erano nascoste a ridosso dei marciapiedi e negli anfratti di case abbandonate. Durante i controlli sono state elevate anche una pioggia di sanzioni con oltre 20 guidatori multati e 8 mezzi sequestrati.
Due fratelli di Aci Catena nascondevano in un ripostiglio in casa candelotti e quasi 4 kg di fuochi d'artificio collocati in uno scaffale. Nel loro garage invece è stata trovata una grossa quantità, c'erano ben 260 kg di botti, tutti sequestrati. L'esplosione anche di uno solo avrebbe creato una micidiale reazione a Catania. Per i musulmani è iniziato il mese del Ramadan, che impone il digiuno sino al calar del sole. A Catania saranno centinaia i fedeli che si recheranno in moschea. Per loro, in segno di solidarietà, la Caritas dona alimenti di prima necessità. Adela De Barbagallo. Quaresima e Ramadan, due tempi di spiritualità molto forti, l'uno per i cristiani, l'altro per i musulmani, tempo di conversione, preghiera e carità. In segno di vicinanza e solidarietà, anche quest'anno a Catania la Caritas diocesana dona generi alimentari di prima necessità alla Moschea della Misericordia e Piazza Cutelli, dove circa 200 saranno i musulmani che dopo il digiuno al calar del sole si recheranno per la cena. Non si può mai essere credibili sul piano religioso se non si parte sempre dalla condivisione di ciò che è essenziale, e ciò che è essenziale è sempre la carità, l'amore, certamente in qualunque delle religioni rivelate. Diversi punti di contatto tra le due religioni, anche i musulmani aspettano il ritorno di Gesù. Il più sorprendente è l'intero capitolo del Corano dedicato alla Madonna. La Vergine è descritta come un faro, un modello di fede autentico ed esemplare, unica donna citata per nome. Nel mese sacro per l'Islam le preghiere si fanno più intense. Catania città accogliente, in questo periodo il vostro pensiero va ai fratelli musulmani che stanno vivendo momenti difficili, mi riferisco al Medio Oriente, alla Palestina. Sentiamo anche il loro dolore, quello che stanno vivendo a Gaza lo sanno tutti in questo periodo in particolare. Si cerca di rimediare la ferita, diciamo, che è stata veramente profonda. Nella Moschea della Misericordia, in segno di gratitudine nei confronti della Caritas, il dono di un calendario che segna le ore di digiuno e il Corano. Un dono di speranza, così il segretario della CESI, Monsignor Raspanti, commenta l'annuncio della visita del Papa a Lampedusa. Ascoltiamolo. Le chiese di Sicilia sono veramente gioiose e grate di questa visita del successore di Pietro alla nostra terra, a quella nostra piccola isola che tanta sofferenza vede giorno per giorno. Egli viene dunque, penso, a sostenere noi, a sostenere la Chiesa, a sostenere tutte le persone dell'umanità che vogliono continuare a proclamare la dignità della persona umana, i diritti della persona umana, a riconoscere il male, le strutture di peccato, quei sistemi che ancora oggi si coalizzano per distruggere e continuano a distruggere tante persone, a procurare dolore e sofferenza infinita. Grazie Papa Leone, grazie. Siamo fiduciosi e attendiamo con gioia il 4 luglio. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la classifica dei deputati regionali assenteisti. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio. I deputati regionali disertano le commissioni all'ARS. Vediamo con Luca Ciliberti la classifica degli assenteisti. Le commissioni all'ARS sono un optional. Le presenze dei deputati nelle sedute di ogni singola commissione parlamentare superano di pochissimo il 50%, il 51% per l'esattezza. Eppure dalle commissioni legislative di regola passano tutti gli atti da esaminare in aula. Ma c'è di più, l'interesse da parte dei singoli deputati per le materie in discussione spesso è ridotto al limite. Solo il 16% prende la parola. O almeno questo è quanto certifica uno studio del deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica. È un luogo in cui con calma si possono approfondire i testi legislativi, fare le addizioni, studiare gli emendamenti e fare alla fine dei disegni legge che possono essere effettivamente utili per i siciliani. Spulciando i verbali delle sedute dall'inizio della legislatura in corso fino al 10 febbraio scorso, va alla Lega il primato negativo della frequenza delle commissioni, con appena il 18% delle presenze dei suoi deputati, mentre il gradino più alto del podio è le presenze del Movimento 5 Stelle. Tra i deputati più presenti, in testa a questa speciale classifica, risultano il 5 Stelle Carlo Gilistro e la deputata Dem Valentina Chinnici. Agli ultimi 3 posti, Luisa Lantieri di Forza Italia, Cateno De Luca di Sud Chiama Nord e Gianfranco Miccichè, oggi al gruppo misto.
Prima proposta: vorremmo irrigidire il sistema delle sanzioni economiche per i deputati che si assentano in commissione. Seconda proposta: rendere trasparente l'attività delle commissioni, come accade già al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale. Nei primi 43 giorni dell'anno l'ARS si è riunita appena 8 volte per un totale di 1268 minuti. Ogni minuto, di fatto, è costato ai siciliani 11.829 euro. Marcello Scurria, il candidato sindaco di Messina, sostenuto da una coalizione di centrodestra, correrà contro il sindaco dimissionario Federico Basile di Sud, Chiama Nord. E siamo agli spettacoli a Catania. L'Oro di San Berillo rivive nel racconto messo in scena al piccolo teatro della città. Giusy Lazzara. C'è nostalgia e denuncia nello spettacolo L'Oro di San Berillo, messo in scena al piccolo teatro della città a Catania. Un testo voluto e vissuto dallo scrittore Domenico Trischitta, che abitato nel quartiere ha fatto rivivere la vita tra i vicoli e le case prima dello sventramento degli anni 50, l'abbandono dei giorni nostri. Chi si casca non fanno uno sciuattelli, mi aborreggiate non si ricordi, fanno più! No! Questo non lo dovete dire! Perché siete nati qua? A fare da guida narrante Don Saro, che a San Berillo c'è nato, cresciuto e amato. Non giudica, non condanna, non aggiunge particolari, ma semplicemente racconta come un testimone presente sulla scena. Qui la musica è tempo che scorre, scandisce, lenisce e purifica e fa esorcizzare le difficoltà del quotidiano. E non poteva mancare la liscia catanese. Signora, complimenti per il lietamento! Che mascolino o femminile? Nel mascolo e femminile? Hai proprio avanza, scusa! Mi potete che c'è la salute! Brillante lo spettacolo per la regia di Gisella Calì, in scena gli attori Cosimo Coltraro e Carmela Buffa Calleo, affiancati da Axel Torrisi, Giorgia Morana, Alessandro Chiaromonte e Daniele Caruso. C'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva, perché vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera attende il Sud Tirol, mentre il Catania domenica sfida al Massimino il Giuliano. A tra poco. Siamo al calcio e dunque vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Sud Tirol. Sentiamo Marco Gullà. Come in una partita di biliardo tra professionisti, raramente qualcuno sbaglia. Venezia, Frosinone, Monza e Palermo si stanno giocando la promozione diretta a suon di colpi da campioni. Vincono e convincono. E allora la speranza per il Palermo è quella di continuare a fare punti e mettere pressione a chi sta davanti. Domani al Barbera contro il Sud Tirol, a proposito di biliardo, il Palermo cercherà di mettere in buca l'otto nera, ovvero l'8ª vittoria consecutiva tra le mura amiche, da record. Pippo Inzaghi ha qualche dubbio, soprattutto sulla tre quarti. Ledo Aron o Jonsen, dubbio amletico. Poi certo di una maglia c'è Palumbo, sempre più in sintonia con Poyampalo. In difesa si va verso la conferma del trio Magnani, Bani, Ceccaroni. A Segre e Ranocchia le chiavi del centrocampo. Sarà Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare domani la gara. Il fischietto toscano ha diretto 4 partite del Palermo in carriera con un bilancio di una vittoria e 3 sconfitte per i siciliani. Il precedente più recente risale alla stagione 2023-2024, quando i rosanero persero 1-0 in casa della Carrarese. E domenica al Massimino arriva il Giuliano che si è rilanciato nell'ultimo turno. Francesco Triolo. Con il ritorno alla vittoria grazie al 4-0 contro il Trapani, il Catania ha mandato un segnale forte alle dirette concorrenti, confermandosi nelle zone alte della classifica e rilanciando le ambizioni di promozione. Il messaggio, soprattutto al Benevento, è: il campionato non è ancora finito. Anche fuori dal campo è un momento storico per il club. La firma ufficiale su Rogero Notarile per l'acquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo segna un passaggio strategico fondamentale per il futuro societario. La struttura torna così nella piena disponibilità del Catania, che punta a rafforzare prima squadra del settore giovanile all'interno del progetto di crescita del club. Intanto però si pensa al campo. Domenica al Massimino i rossazzurri affronteranno il Giuliano
La formazione campana è in piena lotta play-out, la vittoria col Trapani gli ha dato ossigeno e vuole avere adesso continuità di risultati perché lì sotto le distanze sono davvero risicate. Anche il Catania vuole continuità, consapevole che ogni punto da qui alla fine può fare la differenza nella volata promozione e i rossazzurri nelle ultime settimane lo sanno bene, di punti ne hanno persi già troppi. Toscano, dal recupero con il Trapani, si porta dietro anche un paio di certezze, l'affidabilità di Quaini in mezzo e Casasola sull'esterno, ma anche la prestazione di Ponzi che nei 20 minuti giocati ha dimostrato di poter essere utile alla causa nel finale di campionato. E dopo il TG, come ogni venerdì, torna Preview in studio Marco Carli, i fari puntati sulla presentazione della partita del Massimino fra Catania e Giugliano. Dopo il TG, dunque, vi ricordo l'appuntamento con Preview, ma c'è ancora una notizia sul calcio a 5, partita importante nel pomeriggio di oggi per la Meta Catania, attesa dalla trasferta contro la Roma 1927 Fuzza. La squadra rossa-azzurra arriva all'appuntamento da prima in classifica e forte di 3 vittorie consecutive. Era l'ultima notizia, grazie di averci seguito, vi lascio adesso a Preview. A tutti un buon pomeriggio.